Per una volta niente scacchi, per mezza giornata Marostica si è trasformata oggi nella capitale rosa della bicicletta. In migliaia si sono assiepati all'interno delle mura anche solo per veder passare un secondo la maglia rosa Contador. Di Marostica per Alberto Contador! Per il sindaco di Marostica, Marica Dalla Valle, un sogno che si realizza. Si realizza un sogno, siamo emozionanti ma straordinariamente felici. Lo dimostra questa piazza che è gremitissima fin praticamente dall'alba di questa mattina, e il giro è riuscito a ricordare anche la data di oggi, il 24 maggio. Siamo riusciti a depositare la corona ai nostri caduti e quindi abbiamo messo un ricordo attivo in questa giornata molto particolare. Marostica, ma non solo, da giorni grazie al Giro d'Italia e alle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, gli occhi di tutta Italia sono puntati sul Veneto. La nostra regione, la provincia di Vicenza come in questo caso, ma frutto di una programmazione che abbiamo fatto in questi anni, anche questa intesa che abbiamo con Giro d'Italia, per cui ogni anno 3 o 4 tappe arrivano in Veneto, è l'occasione poi per far vedere tutto il nostro territorio. Per la cronaca la tappa è stata vinta dallo spagnolo Mikel Landa, mentre Contador, terzo al traguardo, ha conservato la maglia rosa.